Coppa Italia 2025 l'ha vinta la Prorecco. La Prorecco alza al cielo la Coppa Italia numero 18 della sua storia. Alla piscina Scandone di Napoli, nella partita conclusiva delle Final 8, i biancocelesti ritrovano ritmo e concentrazione e hanno la meglio sul Savona per 11-5. Decisivo il parziale di 3-0 che nel terzo tempo porta i ragazzi di Mister Sukno sul 9-4, spegnendo ogni speranza di rimonta degli avversari. Sapevamo che la partita, soprattutto una finale, soprattutto con il Savona, non si può decidere al primo tempo. Eravamo sopra di 2 gol, 3 gol, però la partita era lì. Loro stavano anche mantenendo in difesa, noi pure, però sapevamo che dovevamo dare uno strappo. Terzo, quarto tempo siamo riusciti, nonostante quello strappo abbiamo continuato a mantenere in difesa con un ottimo marco, un'ottima difesa dal primo all'ultimo, quindi sono contento. Abbiamo visto qui c'è Alex, il nostro presidente, ci ha fatto tantissimo piacere e niente, sono veramente contento. Faccio i complimenti a Sandro perché secondo me ha preparato 3 giorni di altissimo livello, un'altissima pallanuoto. La Coppa Italia è il primo titolo della nuova era post-Volpi, che ha visto l'arrivo della nuova proprietà composta dalle famiglie Bering e Armarskjold. Siamo ripresi, stiamo ricostruendo anche la società, ma in stesso momento, prima da me come allenatore, anche a Maurizio come prima persona responsabile, dobbiamo tirare fuori tutto il meglio della nostra società, della nostra qualità dei ragazzi, così dobbiamo nei 2 lati di lavorare allo stesso momento, anche di andare a vincere e di ricostruire la società. Stiamo andando bene, sono veramente felice per i ragazzi, per tutta la società, per tutta la nuova proprietà e da Recco si aspetta sempre di prendere quella responsabilità come favorito ma anche di vincerla, così non è semplice ma ci godiamo.